Puntata numero 22, siamo a Ramon di Loria, in provincia di Treviso, siamo al bar Nuovo Portico. Abbiamo a me sinistra Andrea e a me destra Thomas. e un po' parliamo di fruttarioi, o fruttaroi come vuoi dire. Vai qua sigla! E torniamo dentro. Arrivi qua. Alla mia sinistra non mi ricordo già più il nome, ma vabbè lo stesso. Andrea, E qua, è sempre a me destra. Thomas. Vedo, ma basta 2 minuti e sigla per smentegarmi i nomi. Andrea e Thomas. Possiamo fare anche una roba semplificata, non so, XY, qualcosa. No, sbibei i nomi veri. Ecco, dai, Sì, teniamo è molto meglio. teniamo qui. Anche perché chiamave Franca e Giuseppa, non sarebbe tranquillo. Anche OU va bene. Uga. Uga. Allora, parliamo del fruttaroi e in generale il mondo di tutto quello che riguarda la vendita della frutta, della verdura, eccetera, perché è un mondo molto vasto. Mega imbattuto su un argomento veramente complicato. Scopriremo anche perché. Ma vi domando subito una roba. Da piccoli voi vi fate i fruttaroi oppure pensavi a qualcos'altro per il vostro futuro lavorativo? Ma no, era previsto sicuramente, forse è più una conseguenza. Te che trova dentro e te che continua? Sì, go apprezzare. E te che piace Sì, se arriva dentro terrorizzare e dopo ho fatto fatica a venirne fuori, sinceramente. Uscire dal tunnel è sempre fatica. Sì, Quando che una roba te ciappa tanto, muoia se fatica. Mi sono sempre sta attirata dal mondo alimentare, cucina, Si vede, cibi, si vede una scantinetta. Ti piace mangiare? E per puro caso so capità nel settore frutta e verdura e mi ha veramente appassionato, ma proprio nel sangue. E ti si resta dentro. E so che sta dentro. Però da piccolo cosa hai voluto fare? L'archeologo, l'astronauta? Oppure... Mangiare, te vuoi mangiare? Guarda, più sincero di cosita, Guarda, mangiare. Volevo fare l'eno gastronomico. Volevo fare... Io ho fatto l'alberghiero per caso. Ho fatto l'alberghiero. Ho fatto il cuoco e dopo mi stava stretta che la vita là. Qua sto meglio. Anche la vita che te sta stretta secondo me. E braghe. Mamma mia. E adesso ti diria se body shaming, ma mi ti dico solo che un fiale carne non ti fa mai. Metti che sei una guerra, ti sei l'unico che resiste. Beh, guarda ti. Vedi tu, qui i magri, muore prima. Ti non ti hai mai detto cosa vuoi fare da piccolo però? No, perché probabilmente non lo so neanche ancora adesso. Ah, ecco. Ma Te che ancora diventare grande. No, sì, devo pensare a cosa fare da grande. Sì, cosa farò sì. da grande? Sì. Per parlare dei fruttaroi, bisogna andare all'origine. Cioè, dove è che si va a Torre Frutta e Verdura? Ai marcaggi generali, giusto? Sì. A che ora è che se si sveglia la mattina per andare ai marcaggi generali? In linea di massima. Ma se poi c'è marghe mattina, Se è ancora notte, fonda? Sì, bene o male 3 e mezza, 4, dipende quanto distante che ti si Dal marcà. Dal marcà. Mio go abbastanza vicino. Dove sei che te vedi? Mi vo a Treviso. Treviso, Sì. Sostanzialmente cos'è 3 e mezza, attacco il camietto e vado. E parti. Sì. Come fai a stare sveglio a che ora è? Diciamo che il primo quarto d'ora che ti vergi gli occhi ti rimpiangi tutte le scelte che ti hai fatto. Dopo ti dici, ma sì dai, so di fare il mio, so di fare per me, se bello. C'è un contesto dinamico. Te sei certo che ti si so a Fossa di Leoni perché là c'è un contesto misto. Se quello che te gasa e ti dà forza di alzarti a notte, ecco. Ma a che ora sei che vergi i marcaggi generali a mattina? con Sari Bar. Praticamente. Con Sari Bar a sera e che c'è il trasferimento, un po' che va in letto, un po' che va al mercato. Quindi So del secondo genere. il secondo, Sì. secondo giro. Sì, c'è anche il metodo, diciamo, per capire quando andare a lavorare, quando che è l'orario, senza essere ossessionato dall'orologio. Guardo a gente qui va a casa dal bar, so che più o meno per me è l'ora di andare via. Sì,
Non serve misurarlo, ecco, come tempo. Non sai che come sui film che sei a campanella che parte di contrattazione e te si là, ti senti a campanella e te scatti. Non Tipo sai così. a modo borsa. Te Esatto, dici, tipo a borsa. No, diria no. I versi cancelli te vedi dentro. Sì. Te parecchi dentro col furgone, te sei già da chindare, te sei già cosa che te è d'attore perché in testa te è quello che ti manca, te è un attore, presumo, no? Te che è una lista. Come che va a fare la spesa? Te che è la lista della Come spesa? andare a fare la spesa, te lo fai in grande, solo della frutta e verdura. Comunque il discorso che te facevi te della contrattazione sono certi articoli che sei primissimi, che proprio a flotta di gente che va per quei. che va per quello. Cosa del Sarese, robe. Oh beh, Magari ecco così adesso ora sì. del Sarese presumo che sia così. Sarese, Scattare quei Sparasi, meglio, più bei. I primi radici trevisani, e così. È a guerra, praticamente. Più o meno. Come sai che si fa a capire cosa che ti è da comprare a colpo di occhio? Perché un fiale della roba che te vedi, ti dici no, quella non fa per me. E che altra invece sì, quella sì. Che se di trucchetti, presumo che con l'esperienza te fassi l'occhio, giusto? Anche i moscoini da una mano. Mamma mia, i muscolini si danno Cosa una sì, mano. moscoini. I mussati. moscerini. Ah, i moscerini. I moscerini. Sì, Mussati, moscoini, sì. sansai, che sono milioni di modi, c'è male che Sì. robe. Ise così a mai da gente che tutti quanti Che dà un nome diverso. Che storpia il nome. La roba si è divisa in categorie, perché l'extra, perché la prima, te se già su qua i stand, te vedi a colpo di occhio appunto come che si divide qualità e anche dai prezzi che ha. Certo. Se una roba te par bea e costa poco, fate una domanda. Che sei Che se un trick da che dire. se a te va bene un tubetto di vaselina faccia palla. Che siete giornate buone per fare gli affari più di un'altra? Cioè, nel senso, qualche giorno, tipo, te che andare è il venerdì è meglio del mercoledì o il mercoledì è meglio del lunedì? Che sei qualche giorno che sei più adatto a fare le spese oppure no? Sì, che se dei giorni, ad esempio mercoledì e sabato, dove che te riesci a avere al prezzo giusto roba A bea. spuntare a roba meglio. A spuntare appunto a roba meglio. Se sei casa roba che te starà ad esempio ferma da di, però te riesci a vendere una roba che ha una qualità alta anche delle volte anche a metà prezzo, perché non si tiene la roba ferma. Sì. E allora ti ci contento ti, perché insomma te sta bene. E sta bene anche il cliente, il consumatore che ha roba bella col giusto prezzo. E vi altri capì i vostri fornitori di fiducia quando andate dentro là? O te vedi uno che non ti hai mai visto, ti dici madonna, forse quello è meglio che non che va, la mia faccia proprio giusta, potrebbe essere uno che mi incuia e te fidi solo dei tui. È una domanda che ha una risposta ampia. Sicuramente delle persone di riferimento, degli operatori di riferimento, o perché lavora a determinati articoli in maniera esclusiva o perché dispone della quantità che può essere necessaria all'acquisto. Sì, te vedi quello che te fidi sempre di solito. Se tende a fare un riferimento, se tende a fare dei riferimenti con le persone che te hanno una regolarità, I vari stand che se. E dopodiché da là te puoi avere sicuramente un prezzo, te puoi cominciare a fartene idea e confrontare con le altre offerte che c'è nel mercato. Ma che sei qualcuno che fa i cassette truccate, nel senso mette roba bea adesso ora e a roba un manco bea sotto vecchia scuola furbastra. Oserei dire che qualche ditta grossa fa ancora ste robe, fa ste furbare qua, sistematico. È il nostro pane quotidiano alla fine. E ti come fai a scoprirlo se non quando che ti si casa che sei a roba peggiore? Bisogna che con te si là te rumi tutte le cassette. Te rumi tutte e te le assi cassette. rumare, sì. Bisogna che te fai le scondon senza che te veda. A te arriva una cinquina sulla coppa. Posso aggiungere un termine tecnico, o meglio un gergo, gergale. Un termine gergale significa che la roba è incapeata. Significa che insieme che sei quella buona da mostra e sotto che sei il guasto doc. Quello che dopo ga rifiarte perché se non gli daria a nessuno praticamente. E il guasto oppure come se una ranse sopra è grande sotto è piccolo e manco, si va. Sì. E qui che compra roba a cassoni come fai? Tipo, vivo del frutta roba, vedo il cassone di naranze, non buttare le cassette dentro il cassone.
e che ha portato direttamente dal camietto col In me- casson proprio. Dico in una me- rase, ma più che altro se pomi. Sì. Pomi. Come dire, chi mette il cassone sotto la pianta Io sacchetta. i sacchetta e sgorla per segaro. Beh, insomma, la vedo dura. Sì. Insomma, manca Che se varie tipologie di raccolta quando che viene a lavorare roba in beans. Che se le scendi pianta, dove che tutto fa brodo, che se anche foglie e rame dentro tante volte. E Dopo che vermi se- e bruchi e tutto. di tutto, bestie, bestiole, sorsetti, tu vedi di tutto. Tosati. E se ricca di proteine delle volte. Certo. un alimento primordiale quasi, vorrei dire. Paleo, adesso va di moda, no? Sì, sì, Se sì, paleo, sì. sì. E invece che se dite che te calibra il prodotto come una nota marca de pomi, loro riga tutte quante la sua prima scelta lavorate in beans, seconda scelta, terza scelta, tutte queste cose qua. Ah, se posso aggiungere Tranquillo. così poi i nostri ascoltatori, insomma, perché gli acculturemo anche un po', no? No, ma se è divulgativo bisogna capire cosa che succede da deriva e quinte a un fruttaroio. Per Ecco. quello che fermo sta roba. E ora lo dico qua con Thomas che mi auguro che mi supporta nel mio discorso. A Batua è il grande tempesta, ve sempre cercarlo sotto l'etichetta di questa famosa marca dei pomi perché è sempre là sotto. È sempre là sotto, Gli sì. attacca proprio giusta sopra. Giusta e in a cima, macca. come un cerotto. Chissà perché. Chissà come mai. Molto bene. E abbiamo capito tutti di chi che si tratta, tra l'altro. Quando che si attacca a fare questo lavoro e si va per le prime volte al marcaggio generale, si fa sicuramente degli errori. Questo è l'errore che fa un noveo appena che va dentro al marcaggio generale. Quella è la ciavata più grossa che te ciapi di solito. A ciavada più grossa, mi ricordo perché so fresco, l'ho appena Fresco aperto de ciavada. de ciavada, appena aperto l'attività, se fasse ciappare dall'usma di comprare roba, di dire, madonna, che bello che mi sane, in togo 10 casse, ma non te a certezza di riuscire a venderle, di quanto che te dura, non te ancora la fiducia di quello che si dio venderti, se te vende un prodotto buono, se è solo apparenza. Uno più vecchio di me, sia di età che di mestiere, mi ha detto, all'occhio c'è, con te vai là dentro, ti si fa fossa di leoni, siamo tutti pronti a mangiarti. Io rivende, ti te compri e già a posto la roba per ori. Sì, Perché sì. non te l'hai comprata, te puoi dopo si incarico a te. te puoi rifarti, nel senso, che non mi è andata bene. Perché questo, perché che altro. Delle volte se la persona è ragionevole, te riesci a trovare un compromesso. Altre volte Nisba te resti là. Sì. Che c'è ancora robe che si fa qua stretta de man? Oppure se fa tutto a contratto, ti te visto, piaciuto, vieni qua, te paghi e porta via. Cioè, se si fida ancora in che l'ambiente house diventa una massa istituzionalizzata Per tutto. me è poco, tra virgolette, poco tempo che faccio sto mestiere, che se super 3 anni e mezzo, 4. Mi ho sempre visto che il scheo comanda. Quindi ti bisogna che ti piace la roba, ti appesi, ti appaghi e te vai via. Che c'è ancora qualcuno che magari ogni dì paga una volta a settimana, quindi che sta a stretta di mano. È fiducia. Mi non so abituare a uscita, quindi preferisco avere sempre tutto quanto. Quindi è a roba che ha un prezzo dell'istin e gli altri pagano quello, ma non siamo fiati di contrattazione anche. Non dico una contrattazione selvaggia, proprio selvatica, ma una contrattazione minima. Cioè, costa 3,5 euro e fammi 3 euro. Un prezzo del listino non diria che è un valore del mercato. Ecco, diciamo così. Sì. Che dice come che chiama il mercato. Sì. Ok. A seconda di come che il tira, a seconda dell'andamento economico, diciamo, sì, certo che è una contrattazione, perché naturalmente si cerca sempre di abbatterlo il più possibile quel prezzo là, salvo che non sia scarsità di merci. Se ti si scarso di merci come in questo periodo su Catei, te va bene anche a pagarli a peso di oro. Naturalmente. Diciamo che tante volte te fai a guerra per i 10 centesimi, sì. I 15, i 5 anche delle volte, che questa quantità fa una bella differenza. Oppure ti tocca mettere a testa dentro la ghigliottina perché ti dice questo se te vuoi bene, se no te vassi là. Certo. E se ti vede un altro, cadito a manco, di fatica, più o meno i prezzi standard per tutti qui che vende. Come si dice, gli articoli che tira più o meno ise là. Da un prezzo caro, diciamo, a un prezzo spropositato. Cosa dici, Fuori di testa, veramente. Sì, è così.
Vi capita mai di comprare perché il prezzo è basso? Ti dici io compro perché c'è un prezzo basso e conviene, e dopo comunque fa soffiare di scorta, ma roba che a durarte dopo però per fare a scorta. Che sei dei prodotti che ti puoi fare una roba del genere? Beh, sostanzialmente tutto quello che riguarda frutta secca, a meno che non sia vicina a scadenza. Quindi se ha un prezzo buono e te sai che ti si buon piazzare da qua e da là, te fai una piccola scorta. Se sei prodotti come pomi e te una ceta che li tieni, dici va bene, voglio dire se casse, me ne ha proposto 20, ma il prezzo se è buono, ma io che me ne porto a casa. Se te il spazio a mettere in Spazio, sì. il prezzo, il mantenimento, tutto quanto. Merci non troppo deperibili, Non troppo deperibili. non facilmente deperibili. Quindi roba in foglia. Sai che dopo in CEA te evitare. che giocare a Tetris però. Sulla mia sì. Anche in furgone te che giocare a Tetris. Se Beh, ma quello... a incastro. Quello si sa manco problematico, c'è proprio a cella, sono un quintale di esano che sto dentro. O Mandi la signora? o le cassette o mi. Vabbè, mando la signora, sì, ma ogni tanto ti senti qualche can voiare. Che sì, i cani che svuoia, davvero? I sui sì. Ma aspetta, te che comprare della roba che dopo ti metti in CEA, ma che sei una catena del freddo da rispettare? No, perché sennò Beh, se oddio, surgelati, voglio dire. non che sei surgelati, non che sei... D'inverno te puoi farlo, ma di sta, D'inver- tirare fuori la roba da CEA, tirarla fuori e rimetti in CEA, se puoi fare, sì. Se puoi fare, sì, non che sei problemi su quello, a meno che non ti lasci roba sul piazzale al sole. Sì, che te sotto vedi la battuta del sole a mezzogiorno. che a serata gentile si trasforma in erbe cotte in 2 minuti. Esatto. Sì, praticamente. Sì, è abbastanza gestibile il discorso. Praticamente. No, penso più forniture. Adesso mi viene in mente gli ananas, per esempio. Da quando chi viene sia in nave, da dove chi parte sia in nave Sì. e anche dopo durante la distribuzione sui nostri mercati, quasi sempre quando che te versi il camion, che c'è una macchinetta dentro su una scatola che registra la temperatura di tutto il viaggio che ha fatto l'ananas, perché naturalmente essendo un prodotto sensibile ha bisogno di non superare certe temperature. Ma solo il via aerea o anche il via nave? Penso di più il via nave, perché il via via aerea è aerea veloce. che sì, ha tempi molto più ristretti. Guarda, quindi... mica sono un magnatore di ananas, maledetto, che quello costa, tu anche in via aerea, e l'è bellissimo che te lo compri. E ho assessorato a 3 giorni E le gambe e dopo. le gambe le di andare via dentro la pattumiera da solo. Sì. Porco Giuda. Purtroppo Se c'è lo te lo così, mangi subito, se no stando fuori comincia a diventare marron e dopo nero. Ciao. È peccato. E butta fuori tanto zucchero. Sì. È E quello comincia che a lo ciava. spurgare, come si suol dire. Spurga. È il suo zucchero praticamente. Sì, ma dopo mi faccio caramellato in teccia col Grand Marnier. Ma tipo che hai detto una passata anche col caneo o solo... No, solo teccia. Ah, ok. Sì. No, però seria bello. Classico dicevo. Seria bello passare con la fiamma. È Sì. ancora più bello il zucchero caramellato. Sì, sì. Però insomma posso permettermi la teccia a padea. E se per me voglio dire zucchero caramellato, ma caramellato col caneo, tanta roba. Sì. Mi viene da pensare. Sì, fa una bella. E viene bello croccantino. Sì. No, l'ananas è buono, caldo, Gratinato, freddo, crudo, gratinato. fettine. Anche Io fa- mangio anche il carpaccio di ananas. Ma Tagliato neanche a fare l'estratto. l'estratto, Può proprio dire là l'estratore. che qualche cocktail, qualcosa con l'estratto di ananas, col succo proprio. Fai la pigna colada. Basta che non metti, fai una bella pigna in tutti i sensi. Esatto. E ti si che si coea dopo alla fine. basta che non metti sulla pizza, tosi, sulla pizza no, perché Mi sono uno no. di quei. Mi metto Pizza- anche l'ananas sulla pizza. Sì, tutto. Mi mangio frutta dappertutto. Potrei buttare anche dentro la birra. Cosa togli una Macedonia? Come si chiama? Come ha catito Pizza elencato? Macedonia. Pizza Macedonia. La mia pizza preferita è la pizza che è praticamente è a roba del sola crua. Quindi rucco e pomodorini e soia crui. E Ok. anche i champignon delle volte crui. No, beh. Dopo la chiudo e mangio come un panino. Beh, Sono così- che di particolare, dico la verità. Così no, così Sei estremo. Ma Mi rendo conto. l'ananas naturalmente dopo I tabarda i mai in gusti pizzeria, i gusti delle persone sono diversi, quindi se rispettavi un po'. Certo. Per me è una sorta di incubo, cioè l'ananas sulla pizza. Voglio dire agli americani. Voglio dire agli americani. Come si chiama? Ai hawaiani. Che mangia la pizza con l'ananas di tradizione proprio. Sono a via del mezzo. Provo tutto, provo a mangiare tutto. Si vede che te hai provato. Hai provato. Provo tutto. Però che c'è certi abbinamenti che dico, Faticosi.
ma fa di gozi, solo a livello di testa, dopo che tu sai oggi te mangi, dici, seriamente, senti che buono che sei. Aver mangiato prima, quanto tempo perso? Sì, però riuscì a immaginare una pizza all'ananas come un musetto con la Nutella? Ma non so, mi non mangio il musetto, quindi non faccio testo. Giusto, forse contigo ho fatto Hai l'esempio fatto l'esempio sbagliato. sbagliato per me. Sì, Però ma in quello che linea ti di dici tu, massima- Andrea, sei Spalmare proprio Nutella essere sui bestia, pomi. proprio non so. essere bestia di Satana. Ma voglio dire, siamo devi parlare di abomini alimentari. Abomini. Sì, sembra questa roba. Guarda, i No. gusti se gusti, come dice il can che si è appena passato qua. Esatto. Per sé, ognuno mangia quello che gli piace. Mi immagino gli altri invece che si devono caricare a roba ai marcà. Avessi io mai smettere qualche cassea là? Madonna, più Madonna. di qualche volta. E ti metti in parte o ti acciava E ora, se sei bravi, te metti in parte la tua roba. Se invece sei furbetti, te metti in parte, sì, De altra della roba. Dea roba che non che è la è tua, lei e stesso sei fortunato che articolo. te catà qualcosa. Se vero anche quello. Ma spesse volte se è successo e prime volte che andavo a comprare un poco di qua, un poco di là, perché non sapendo dove fare riferimento, ti arrivi a casa, dove sei persi? Maria Vergine che stai a Treviso. Ciao Pacciama fabbrica, dove sei? Qua in c'è, avete a vedere se sei. Deve vedere se il didrio si sei tu, nei miei tu. E te cambia con roba più stanca. Stanca è uno dei termini gergali per dire un po' avanti. Un po' per non dire vecchia che sei brutto. Sì, brutto. Esatto. Stufa. E se mai capitava era baltare la roba dal furgone, dentro il furgone, te vergi il furgone sotto per aria. Sì, è successa forse una delle prime volte che l'ho portata a me socia, nonché dolce a metà, a comprare con mia al mercato. E se là che ride. Abbiamo comprato a quante casse di clementine, a prima rotonda fuori dal mercato. Clementine. Ieri in bancato. E il Cristo messo là sospecetto e si era cavato da solo. E ha detto basta, io mi rifiuto, me ne vado. Le smontare andava via. Non che neanche questo per dare le clementine da io come che ieri. È successo, capita, te faccia pare da pressa di andare via che se tardi e capita. Poi io guardando la frutta così capire se una roba se sta massa in cea e se andare avanti è ancora bella, ma questa qua è solo fredda gli assare appena che è metto sul banco a me va avanti. Che se qualche frutto che gasto problema. Che se qualcosa che sia riconoscibile, sì. Tipo fragole, frutti del bosco, devi cominciare a essere tanto opachi. Dimmi se sbaglio, Andrea. No, giusto. E comincia a essere tanto opachi, soprattutto il lampone, la mora, la fragola, pesche noci, cos'è fine stagione. Da fuori e fai grinse, però da fuori ti riesci a capire se era fatto tanto frigo, cioè che te capiti in versi una, te vedi se era fatto il nero dentro. Sì. E là te vedi. E poi lo vede il cliente, magari dopo se lo vede il cliente oppure te vede a te ed è scondonte che tagli il persero e te vedi come che l'è. Se potrei dire in linea di massima che roba che sta tanto in frigorifero, a fare grinse come quando che te stai in piscina una giornata praticamente. Sì. Super il concetto è quello. Più o meno, naturalmente proporzionato. E è quello. Rende l'idea, no? L'ottantenni al sole praticamente. Esatto. E anche, se posso aggiungere, molte volte se puoi capirlo, confrontando a fragola torna benissimo come esempio, tra la differenza della luce dell'aspetto del frutto e il colore della foglia, della foglietta, perché mentre il frutto si mantiene meglio, a foglia si secca, si appassisce, cambia colore, si stacca. Soprattutto nelle arance e clementine te vedi subito. È sincera a foglia. Che c'è qualche frutto che vi altri vedi ai mercati generali, ma che sei sicuri che non comprai perché non va via? Che c'è qualche frutto tipo esotico, qualcosa che è il mercato e esiste, ma io che non lo compro perché non so mia se me va via. Mi ho provato a tenere qualche frutto esotico tipo a pitaya, il dragon fruit, saria. Sì, che buona, a me mi piace è buonissimo sia il giallo che il rosa, è buonissimo. I bananiti, i piccoliti. Ma costano oggi la testa, porco giù. I costicchia però, che robetta particolare che a volte là te amani. I mini ananas, ho provato a tenere un po' tutto. Ho un buon riscontro. Perché io vedo robetta particolare, soprattutto sotto Nadale. Ora sì, vabbè, poi il sesto. Vabbè, metti in casa. Parbon, no, Elise, parbon.
Però è che l'articolo da non tenere sempre, che a volte te sai che Ogni tanto, dai. che robetta tra virgolette strana. Ma robe strane tipo il durian, per esempio, che è sto frutto esotico che sa odore da merda, ma è buono. Penso che neanche se te lo domandi te lo cate. Non No, so, fai fatica. ti Andrea che te Io cato Padova. dai Bangla di Con solito. un po' di imbarazzo riconosco che è la prima volta che lo sento nominare. Oppure il pomelo, che Pomelo, qualcuno, sì. il pomelo si sa c'è. più comune ormai. Viaggia bene il Pomelo pomelo. come un pompelmo di Chernobyl, potremmo dire. È uno dei 3 agrumi originari da cui si sta originando tutti quanti gli agrumi. È importantissimo il pomelo. Mamma agrume, come dire. È in un certo mamma senso. agrume, sì, è uno dei 3 principali da dove Big si mamma origina tutto. agrume. Tutto il resto si incroci. Perfino il limone. Agrume madre, tipo lievito, una Sì, roba. Dopo tutto il resto si incroci, perfino in aranza è un incrocio. Questo Sì, sì. non lo sul sapevo. podcast anche a me. Però Non lo mi so sapevo. smettere a chisi adesso. Però il pomelo sono sicuro che era uno di chi 3A. Il pomelo per esempio è buono, però se- non ti fai fatica a trovarlo. È il meglio perché viene dalla Cina, Sì. di solito. Citazione dotta questa qua. Ultima domanda, quel che lavora dentro i mercati generali o chi che va a fare la spesa ha dei sorannomi, che se dei nomini di qualche d'uni che vi ricordate Lonto. lonto, perché non tieni. Lonto esiste che le scarpie dappertutto. Beh, sì, effettivamente. O anche a fare fruttaroi, non so. Sì, era un'abitudine, almeno nel mercato di Padova, era un'abitudine, sì, che era soprattutto quei più speciali, diciamo così, che aveva un nomignolo a volte che rappresentava caratteristica della persona, o altre volte semplicemente bastava storpiare il nome o privarlo del suo nome anagrafico, e era più che sufficiente. Me ne viene in mente uno, non so, io chiamava La Vecchia, e non era di certo una questione di età o di più che altro magari il suo modo di approcciare tutte le persone che portà a mettere sto nome, per esempio. Ah, ok. E ora vi faccio delle domande più domande secche e risposte secche. Pomi farinosi o pomi croccanti? Cosa è che va via di più? Croccanti. Croccanti. Croccanti va via di più. Che sei ancora gente che fa i pomicotti a casa, secondo gli altri? Sì, Ghinè. Vecchiotti o anche giovani? Anche giovani. Piace il pomocotto. Piace pomocotto, candito. Sì, però Che fa? stenta a fare il Canada, faria che altro che costa un fiato in manco. Usa una mia idea. Ed opera L'imperatore. L'imperatore dopo. Che sei farinoso, imperatore. Morgan, farinoso, sì. A fare sugo il pomocotto, quindi E quindi per quello se presta bene perché le mantiene anche bene a forma con le cotto. Sì. che sia un frutto che tutti sceglie, ma se quasi obbliga in famiglia a comprarlo perché bisogna averlo. E banane. Banane, limoni. Sì, vero. E se i primi che mi viene in mente. Sì, a banana. È una roba che te che è a casa perché bisogna Anche avere magari la può banana. farla diventare nera sul cesto, però banana dai so perché. Io mi ho fatto una lista di un po' dei frutti sottovalutati de stagione, siamo ancora in inverno, ma tipo cacchi, nespoe, sisoe, meograni. Vai via sta roba qua. Sisoe è che il prodottino strano che fa nostalgia A quei come me. a quei, ma anche qui della mia età, prossimi ai 30. Madonna che la pianta melone, dammene 2-3. Invece Nespoe, Nespoe penso proprio niente. Nespoe zero. no. No, non va più. no. Se te che casa te li mangi, se no non te li vai a comprare. Melograni va perché adesso che sia a modo di i fa metterli figo, sì. sulle estrattori, si fa Sì. tutti chi È il succo, E i cacchi? subbiotti. gli antiossidanti. Se te che casa ti mangi. Esatto, Comprarli. E va via tanto il cacomela, Sì, perché è più facile da tenere, le dura di più. più gestibili. Sì. Come si fa a riconoscere una anguria senza tamburarla e fare che tom quei mande sopra eccetera? Come fai a dire questa cosa è un'anguria buona a colpo di occhio? O bisogna davvero battere come un bacca? Mi è batto perché mi piace, cioè Ti piace battere? se soddisfacente, schiaffetto sul Sonarle, no? Batterle. se Suonarle. suonarle, Bravo, sì. Ma perché si fa esattamente. con anguria e no con i meoni ora? Un meono batte come anguria? Non Il mi sono mai meose fatto. il meose manco armonico, secondo me. Meno Ah, sì. armonico. Sì, Fa meno che una- cassa e risonanza. Meno risonanza, sì. Non mi sono mai fatto sta domanda, perché ho sempre visto mio papà da CEO batterle, dicevo che mi un giorno, Batterò angurie come perché mi professione. batterò angurie. Un'altra roba, l'avocado. Come si fa a capire se sei pronto o va a gusti? Perché se chi che mangia duri come i sassi e chi che piace muoio come me. L'avocado, che se sarebbe rasse, chiamiamo che principale. L'asse, che è quello morbido,
è il piclenton. Sì, sì. Quello verde a pero. a pero, esattamente. Per vedere se l'è pronto bisogna cavare il maneghetto. Da là, se si stacca facilmente, manco mi era spiegato così, che a volte chi goverti gli era fatti. E l'asa il colpo del E l'asa il colpo, se genio. te senti si teneri, fate che assi e pacche. Esiste un frutto secondo voi altri che a fine cena galante, diciamo, per fare colpo al primo appuntamento, te presenti, te fai cena a casa tua con sta tosa, adesso parlo da uomo a uomo, ma è il frutto a fine cena? Va bene? Cosa Te sai va, che te va bene anche una verdura o solo un frutto? una verdura? Una bella retica. Cosa dici tu? E coe di radicio. Qua te voglio. Te puoi fare alzare le querte praticamente. Ah no? Coe di radicio. Perfetto. Te che fai un fine pasto con i coe di radicio, Coe di radicio. col pecore e aseo. Anche a massa. E che specialità che sei. Mi fa venire voglia, l'acqua in bocca di... Abbiamo detto banane prima. Com'è che si fa fare maturare banane che si verde come un prato? Che c'è una maniera per farle maturare senza che te passa de occhio. E un giornoase così e il giorno dopo se marsa. Perché? Cosa è successo a ste banane? Anche questo ritorna col discorso prima che si faceva della catena de conservazione. Nella mia esperienza, voglio dire, già comincia i distributori, perché quando che viene raccolte è un punto piuttosto verde. Dopodiché, in tanti casi viene conservato con i gas, viene bloccato con i gas, oppure teniamo le celle dove che non c'è ossigeno e robe di sto tipo. Comunque si fa con la temperatura. Con la temperatura. Non deve essere mai troppo fredde e mai troppo calde. Una temperatura intermedia, naturalmente, possibilmente proteggerle, ecco. Quindi non qua mette in frigo, a tenerle fuori, ma a temperatura costante? Sì, sono Sotto scala, una zona di casa dove che te una temperatura che non ha scostamenti alti. E te segna anche sul scatolone che temperatura mette, che adesso a memoria dovrebbe essere 10-15 gradi. Più o meno. 13 gradi mi dice il pubblico. Ah. Che se frutti che va a lavare prima di mettere in frigo o bisogna tenerli come che ti comprai? Un consiglio, dire questo qua lavio prima di mettere in frigo perché stare qua. Oddio, avvocato, non saprei. No. Non è roba che viene trattata, che è meglio lavarla prima che Beh, di mettere in frigo. Se tutto trattato, cioè è inutile che vai tanto a dire a Marco, per mio. Magari te la lavi prima del consumo. Ecco, Allora sì. ti tieni dentro un sacchetto magari. Perché dentro il sacchettino, sì. È tutto sì. Visto che insomma già che è trattata, i trattamenti che ha l'aiuta insomma anche per la conservazione casalinga. Sì. Che se è un frutto che a voi altri vi fa veramente schifo, ma lo vendi comunque dicendo che è buono. Non vorrei passare per una brutta persona. Ma anche uno abbastanza scontato. I fenoci, cioè mi nonno che è un frutto, dai. Vabbè, dai. Se è una verdura. Un ortaggio. Frutta mi piace tutta. Ma mi so sentire l'odore di fenoci, chissà la sambuca, vorrei io schina. Niente, non ti ricorda la sambuca? Appunto per quello. Perché non ti piace la sambuca? Cose di gioventù. Brutti ricordi. Sì. Mi diria i pomi. I pomi, sì. Pur essendo sto frutto della salute e quant'altro, non ho mai una gran simpatia. Un gran feeling col pomo. No, mi piace la torta, torta con i pomi. Pie, come le chiamano gli americani. Ecco, là lo mangio volentieri, ma non... Dico che è buono, ma lo dico senza essere convinto, ecco. Non ti si convincente dentro dei tedeschi, ma che cazzo mangi come si dice, una volta che ho persuaso il cliente, sono persuaso anche a me, basta che piace a lui, insomma. Perché ecco. da essere convinto ti prima di vendere. Questo sarebbe il modo di fare. Ma siccome che si parlava di antipatia verso un qualche tipo di frutto, dico sì, pomo, te sì un po' come patate dentro la bottega, perché non te puoi stare senza del pomo. Certo. Ma me te sai che non te puoi contare il 100% su di me. Siamo qua. Ti lascio. Esatto. Anzi, aspetta che vado sotto il boin, che non ti dice è colpetto di grandine, perché non si sa mai. Abbiamo una rubrica che è ormai storica per questo podcast, siamo arrivati alla 22esima puntata con quante parole conoscito, per vedere quanto che conosci parole venete. Ovviamente mi ho messo dentro
qui della Mesona, ma alla fine so che viene dite un po' dappertutto. Qua abbiamo un specialone perché qua con tutte le parole che tagga con des capiremo di cosa che si tratta. La prima parola da tradurre dal veneto all'italiano è destegoeare, Togliere dal bacello, Sì. quindi sgranare. sgranare i bisi, i fasoi. Ok. Destrigare. Cosa vuol dire destrigate? Sbrigate. Sbrigate, bravo. Sbrigarsi, muoversi, darsi una mossa, come si può dire in italiano anche. Però che anche, vuol dire anche Liberare come, liberare no? spazio. Mm. Destriga che è a stanza. Disimpegnare. Disimpegnare, Sì, Disimpegno, sì. Destirare, Stendere. bravissimo. Despetegoearse o anche fatica. Despegoearse, Cavarsi da una situazione appiccicosa, imbarazzante. sì. Liberarsi da un intrigo, sì, una roba Ecco. così. Sì, sì. Desparecciare, Spreparare. spreparare, A toia del solito. sparecchiare, sì. Sparecchiare. Ok. Desmontare, Scendere. benissimo. Desgroppare, Sciogliere. benissimo. Desfrittegare, Soffriggere. Fare il soffritto. bravissimi. Questa caglia era difficile, perché non si... Desquerzare, Scoprire. fantastico. Descargare, Scaricare. ottimo. E poi a finire, desciavare. Inciava e sciava. Sì, quindi apri e chiudi la... apri e chiudi la serratura. porta della Serratura. serratura, Ah. sì. Aprire la serratura. Guardate che è un verbo per dire aprire la serratura, è desciavare. Desciavare. Sì. Sciavare. Inciava e E desciava. desciava, sì, giusto. Si sta bravissimi, proprio dei fulmini, dei Grazie. sittoni, come si dice. Sembriamo quasi della zona. Pare. Cos'è che te la bottega? Ad Altivole. Altivue. Altivue per me e per te? Per me c'è sempre Altivole, per i nostalgici è Intioe. Intioe. Intioe che dice, che è anche scritto su Google. Ah, davvero? Anche su Google? Anche su Google c'è scritto. Se mi vuoi cerca di Intioe, catto Altivue. Viene fuori comune provincia di Treviso. Ma va. Allora capito. Sì, probabilmente le viene fuori anche prima più velocemente che cercando Altivo e Ah sì, sì, Vero? sarà vera, sì. Ed è sì originario deve essere dove? Brusa porco. Areo. Ti invece? Originario? Originario? Qua, da Ramon. Ramon. Sì. Sì, proprio giochi in casa. Sì, sì, in casa, sì. Benissimo. Parliamo invece adesso di bottega, proprio del luogo fisico dove che avviene la vendita dopo che si andà a fare l'approvvigionamento di frutta e di verdura, che di solito sono i prodotti principali che hai i fruttaroi, che vuoi un posto dove vendere. Perché non che sia anche un posto dove vendere, che c'è anche chi che fa il marca, che qui è a bottega, però è itinerante praticamente, è a verso a bottega. Poche Sì. parole, giusto? Sì. Sì. Che sia una bottega, qui a tutti gli effetti. Non hai 4 muri, ma a tutti gli effetti è una bottega. È sulle Sì. ruote. Sì. Su ruote. Sempre la stessa Su ruote. attività. È la stessa attività che ha dei clientele un fettin diverse, diciamo così. Qui del marcano sì, stessi che va sul negozio, oppure che sia anche qui che va al marcano e anche al negozio. Manca due aspetti diversi e anche se do modi e chiamare a gente diversa, secondo me. Diciamo che qui che va a bottega e cerca sempre il prodottino 90 su 100, poi il prodotto Beo e Vivian, tosse, 3 articoletti che manca Che viene a quasi casa. tutti i giorni. Un di sì, un di no, No, un di tutti sì, no. di... Anche qui sa che te carichi, te scarichi ogni giorno, quindi cerca più qualità. Tante volte sul marcato, no, per dire mai a gente, però a chi che li fa, sarà anche un mio progetto futuro, diciamo che sei un po' tesori più a quantità. Quindi ghetto, che ne so, Anche perché il marcase una volta a settimana uno fa a spesa, insomma, non per sfizio, perché va a comprare della roba. perché che serve, quindi se tu hai a casa, te sai che ti puoi dare una casa de pomi di seconda, diciamo. Ma il punta sul e prezzo chi che va al I mercato. punta tante volte sul prezzo, Sì. soprattutto sul prezzo, diciamo Sì. che dai. È una Principalmente clientela un sì. fettin diversa. Sì. Una volta era più e donne che partiva con la bicicletta e si impiniva 2 borse sul manubrio de roba così e andava a casa e poi tornava al marca e faceva il giro dei banchi di strasse, il pegnataro, I scarpe, fiori e savate. quel che va Drio, sì. E invece dopo si arriva in macchine e quelle macchine butta in bagagliaio a roba e poi fa il giro del marca
capito? Che gli era certe vecchiotte, gli era bene vedere col ciao, questo borse piccare. E parabris. E il parabris. Naturalmente, E naturalmente. gli era un spettacolo. Sì, mi un fa auguro. solito in spettacolo testa. pa copparsi per la strada. Sti cotoeoni con l'aria. Vero, vero. Che bello. Una delle abitudini che ha certi fruttaroi è che a spesa se 9,50 € metti un limone sopra a femodiese. Se fa ancora ste robe qua. Qualcuno. Qualcuno fa ancora Qualcuno sta roba. sì. Proprio conto tondo via. Con la confidenza col cliente che te sai che Che puoi fare. sì, non te va, tra virgolette, rubare soltanto qui No. i 50 centesimi, ecco. No. Te Te metti un offese. limone bello. Te metti una roba bella, sì. Esatto. Oh, sto termine tara. Mica ho scoperto che c'è ancora qualcuno al mondo che non sa cosa che sia tara. Sì, adesso gli altri si del mestiere. Magari la gente va anche a scuola, sa cosa che sia tara, ma tanta gente fideve non sa cosa che sia tara. E vede che si deve manovrare abbastanza Pigionare. e pensa che devo i cavalli. Ho visto qui me oggi Sì. la scena. Si devo fare qualche abbastanza, ti devo schicciare. Cosa ho fatto? Come che te fossi di imbrogliarli? Signora, Perché se te devo mi hai mettere a messo 400 euro al chilo, no? Signore, che c'è 4 etti e tara? che c'è ancora chi che non sa cosa che sia tara. Capita mai ste robe Rare, ma è successo, sì. È successo. Sì. O meglio, se è corretto dire che gente poco professionale su ste robe qua che campa mia mai. Ah, che c'è anche chi che non lo fa apposta. E a Che tara non la c'è mette persone che non sembra, però gli se devo comprare una cassetta di pere e che ti renderio 50 centesimi dal prezzo iniziale e si sa contenti così. Ma non verifica che venga a tirare via ne ha pesata e il peso della cassetta. I ga paga anche la cassetta, sì. E i ga al pagà prezzo dei peri. i ga pagà quello che va a pagare normalmente, quindi Sì, sì. No, è un metodo furbo per fare non succede solo al cliente finale, diria, perché succede anche hanno altri. Per una svista, tante volte succede che invece di cavarte il mezzo chilo te cava doetti sì. e tara. Sì. Io sai che a pesa mia che il peso è a cassetta. che sei di standard Ti ho- sulle ti ho- cassette. sì, oppure te combini. Beh, ad esempio all'ingrosso comprando in quantità abbondanti te combini, a volte te riduci il prezzo, a volte te riduci il peso, quindi etare da mezzo chilo e te vi messi in conto 3 etti, ma de fatto è mezzo chilo, quindi te uno sconto sul volume, diciamo sul peso. Vi capita mai di sentire quando che ne fare anche agli altri a spesa ovviamente o passare, vabbè, penso che non devi comprare la frutta e la verdura, dubito, ma vi capita di passare per altre Se la portiamo a casa. esatto. Vi capita di passare per altre botteghe o per che ne so, posti anche quando ti vai in villeggiatura eccetera e te guardi il lavoro degli altri, te vedi come chi lavorano. Ognuno ha il suo modo di chiamare il cliente, chiamare nel senso dei slogan, il signor, sì, signore, no, che cazzo ne so, qualcosa che si inventa. È il vostro qua, Oseo. Avevo qualche frase che ripeti spesso per un claim se in pubblicità, no? Te fa puito. Quello se dai fa tu a tutta che te fa puito. Come viene dita sta parola qua? È come il mio. Si scioglie. Non pare neanche vero. Dico ma io vuoi slogan perché ho sempre lavorato su posti dove che come si può dire arrivo forse un po' caffoni, nel senso che la clientela non abbiamo mai obbligato a comprare, ecco. Però ho fatto per un breve periodo ho lavorato su un negozio al dettaglio al Lido di Venezia I veneziani sono particolari. e mi ha fatta vedere ben brutta storia e ora alla fine ho dovuto un po' ingegnare, no? E alla fine che dicevo così: signora, io se devo comprare una parte della sua salute, cosa facciamo? Sparagniamo? E uno se di fronte all'evidenza. Sì, Chapeau. sì. Ma solo perché poi l'esperienza qua del Lido, perché probabilmente se fosse stata da un'altra parte non sarebbe stato bisogno. Ma tutto serve, tutto aiuta. Qua in Veneto, bestemmie a parte, quasi è la frase che si ripete più spesso durante la giornata fra chi che lavora in bottega. Questa è la frase che si ripete più spesso. Inconsciamente anche a Mase, quella che si ripete più spesso. E dico tutte, ma dopo il bello del lavoro nostro, così che ogni dice è diverso da che altro. Ah, beh, sì. E quindi cambia. Oppure succede spesso che devo preparare la lista di quello. Dai che vuoi consegnare
vo via, vo comprare. Di solito c'è queste, però non che sia una frase ridondante, ecco. Sì, ok. Al manco sul nostro no. Vi altri pareceo i sacchetti del minestrone? che siccome è una roba che si fa, i parecei i sacchetti di minestrone? Sì o no? Ho un laboratorio attrezzato apposta per tutte queste cose qua. Esatto. Te fai anche i fondi di carciofo? Te pei? Faccio il fiore, non faccio il fondo, Ok. faccio il fiore. Ok. Sucche tagliate, A tocchi, già fatto pronto. minestroni, peperonate. Te destegui anche i fasoi? Non lo so. Go provare, ma No, il bello è che il manco dove che go al negozio ha ancora voglia forti tradizioni di dire se mettiamo sotto il portico a destregolare. Signor, te ringrazio. Sì. Ora, è furbata se fa il sacchetto di minestrone con roba che si andare avanti o se fa con roba buona? Qua roba buona, Qua roba sempre buona. con roba buona. Sì. E Sì. se te metti a roba che ha tacchetta, che robe là, Te butti via la tacchetta. ma te dura a metà perché il prodotto si sa intacca. E il prodotto con la tacchetta te lo metto a €1 che è caro, buon, portatelo via. Sì, ok. Ma non... Anche perché sinceramente con chi sky che se lo vende ai clienti, dargli ho già bianco e nero tipo i sassetti della Madonna dell'Urda. Non mi pare il caso. No. Un'altra roba che è tipica dei negozi è l'insegna. Tutti che hanno insegna con scritto noiosamente frutta e verdura. Ortofrutta. Oppure ortofrutta. ortofrutta, sì, esatto. È vostra come sia? Cosa è scritto? A me è scritto ortofrutta dal gas, che è il mio soprannome, e che è una vespetta gialla, che è l'altra parte del Della mio tua vita. essere, della mia vita, con una cassera di frutta in cima, ecco. Ok, sì, che sta. Ti devo che te che lavorare che No. insegne strane che ti ho visto. No, noi altri useremo ortotruffa, Ortotruffa. la frutta che tu vuoi, al prezzo che vogliamo noi. Benissimo. Oh no, una bomba. Fantastico. Questa è proprio Questa è la roba poesia. più bella che ho mai sentito in vita mia. Così è. Se. Ortotruffa. Dopo altri lo dici in altre maniere. Sì, certo. Ma dopo il succo è sempre Sempre questo. quello. Sì. Mi altri abbiamo uno che abbiamo fatto un scherzo il 1 aprile, tanti anni fa, che abbiamo fatto diventare frutta e verdura, quindi a V, che abbiamo messo un tocco di scotch nero e abbiamo fatto frutta e merdura. Merdura. E non si è in corto per 4 giorni. E tirava su il rodo della tenda ogni giorno con scritto frutta e merdura. Figo qualche tu ne io. Che bello. Bello. Simpatico, però insomma, vabbè, non si fa certe robe. Non fatelo a casa. Ecco, non fatelo Perché si a te casa. ciapa e brutta roba te spacca i reni. Sì. Credo che non sei contento. No. Ultima domanda, leggenda metropolitana o verità? Se puoi esporre a frutta in strada, sta roba qua, che c'è tanti che dicono no, sì, illegale, non si può questa. dare. Bella domanda. Oppure se puoi, oppure Allora. se fa lo stesso. Sono tutte pacioe, ciacoe, nel senso, no, non te puoi perché te passa le macchine rente e ti infumeria tutto, si impolveria tutto. È vero, se te è il negozio proprio drio strada. Oppure che ti dice, no, bisogna che te stai a 8 metri e ora che te sia a posto. Bisogna che te riesci il banchetto fisso, oppure con rode. Non si sa Non come sai che è una è. roba che va da comune a comune. Potrebbe essere anche Potrebbe quello. essere anche quello. Poi domandavo per se sapevi qualcosa di più di quello che mi ho sempre sentito dire. Ho chiesto al comune, il comune mi ha detto vai tranquillo. A posto, se ho capito io. Mi dico là, 3 banchetti con erode e sei a posto. Che se Perché? problemi ti lo entro. Sì, perché ora mi domando, qui che ha è il furgoncino che si mette il pomeriggio in parte della strada a vendere naranze di Sicilia, Con il gasolio. quello che te vuoi, eccetera. Proprio no in strada, ise praticamente che te puoi andare addosso fra poco. Ora qui poi gli altri no. Incareggiata. Ise incareggiata fra poco. Careggiata, sì. Ya fassi vedere, per carità. Ma Però, adesso te che era hai fatto, qui sì e ti no che te che hai bottega. te che hai fatto Sarebbe uno- giusto? te che hai fatto un esempio un po' particolare qua. A quanto mi risulta, l'Origa già da Regione Sicilia, per esempio, i siciliani che vende i suoi prodotti qua da ogni altri col Sì. cammetto come che te dici te. E l'Origa sia un'imposta fiscale diversa che anche altri limiti
in sto caso, per come la so, e devo dire non sono proprio ferratissimo sulla materia, ne siamo soggetti a nostra regolazione. Quindi In sostanza loro viene e i vende e con una IVA anche diversa da nostra. Indagheremo. Sarebbe da avere anch'io, ma in teoria dovrebbe funzionare come chi che ha un chilometro zero, da avere aziende agricole private, ok. tipo roba così. Un tot dei prodotti, una certa percentuale che viene da fuori. Parliamo di ortaggi. Prima, tra l'altro, so frutta che mi godo smettegare di dirvi che c'è una pacca di robe che in realtà non è verdure. Neanche diciamo verdure, una pacca di robe, gli altri io sapevo meglio di me, che c'è tantissima roba che neanche diciamo verdure, ma non è verdure, verdure verdi. Quindi è a foglia larga del solito, quindi e lattughe, poca altra roba, se veramente verdure. Quelli che ha clorofilla in poche parole, se verdure. Gli altri se ortaggi, tipo le patate, che se, tra l'altro se tuberi. Oppure carote, che se radici, eccetera. Ma che se roba tipo che se frutta, che tipo il pomodoro, se frutti, che se un frutto. Certo. E a melanzana, se un frutto. Per quanto amara che sia, e non ti puoi mangiare la crua, mi raccomando, non stai a mangiare melanzane crue. E il cetriolo è un frutto. Cetriolo, un frutto, sì, sono è il cucumaro. E bravo, i cocomeri se frutti. No, il cucumaro che chiamiamo in dialetto qua noi altri è il cetriolo. Sì, in inglese che chiama cucumber, sì. Ma il cocomero è anche anguria, comunque se è un frutto. Che è una cucurbitacea, che è una zucca comunque. Però è un frutto alla fine, perché ha i semi dentro. In generale tutto quello che ha i semi dentro è frutta, compresi i pevaroni, perfino i piselli, che ho scoperto che è frutta, anche i piselli, fa il fiore, fa il bacceo, dentro che sei i semi, che è il pisello, e sei un frutto. Quindi il termine frutta è molto ampio, però adesso volevo parlare di ortaggi, in generale, diciamo così. Allora, i pomodori, vai a conservare in frigo oppure no? Dipende quanto fatichi sei. Se il giusto. pomodoro è verde e te lo metti in frigo e si blocca il vamasso. sì. Ok, Se invece l'è maturo e te vuoi bloccarlo, te lo metti in frigo. ok. Boh. Patate, che ne è del milione di tipi, novè, olandesi, da gnocchi, da lesso, da forno, quante ancora? Quante ne è? Cioè, perché tutte queste patate, e tutti i ibridi, presumo, de patate fatte sessionali apposta per fare qualcosa? Ma è una domanda vera, tanti tipi di patate, eccetera. Tutte fa il butto, fuori che una. Che se dei patate che non fa il butto, cos'è che hai fatto? Non voglio saperlo. Non te vuoi saperlo? No, Ora te lo dico mi. E vi trattai con i raggi gamma. addirittura. Sì. E vi trattai con i raggi gamma. Dopo chi gli interessa va a vedere. Però se patate trattai. E trattai perché? Perché noi è a germogliare. E quindi ti che a patata ha, non solo una te germoglia, ma se sterie praticamente. E dopo te che a mangiarti però anche. Certo. Anche no. Ti dico la verità, preferisco che faccia il butto a sto punto. Sì, certo. Anche perché con te cava, se proprio non proprio siapa, voglio dire, la patata, Te puoi mangiare. te puoi mangiarla, sì, in una maniera in che altra. Patate e sioe messi insieme. Puoi stare vicine per la conservazione? I gas della cipolla va a intaccare, adesso è termine tecnico scientifico, non sa varia, però se sta vicino tutte e due va remengo e va. E si contrasta una con l'altra. E se contrasta, la cipolla marsissa e la patata fa il butto. Fa sviluppo prima. Sviluppo prima. Sì. Va in adolescenza. A patata fa il butto a forza del scorrese della sioe che Sì, sta vicino, la fa. Mi sembra questo che è successo, no? Adesso guarda, grazie del prodotto che ti hai portato, Che ma che sia un cavolo qua dentro. Sì? Che cavolo è? Lei è un cavolo giallo pugliese. Un cavolo giallo, che sei Cavolo. cavoli di tutti i colori adesso. Cavolo di tutti i colori, verde e bianco, che è il viola, che è il viola sfumato. Addirittura Sì, è bianco con queste sfumature viola, è pare un dipinto, cioè è bellissimo da vedere, è buonissimo da mangiare. Che è il viola intenso, è molto molto più dolci e spuzza manco Non con dei esiste il cosini. cavolo amaro. I famosi cavoli amari. Oddio, Non lo so, non credo. Che sappia a me. No. No. Perché dei cavoli esiste all'incirca 3500 varietà.
iga conta 3500 tipi di cavoli diversi. Siamo riusciti a incrociare i cavoli e farne 3500 tipi diversi. Neanche che ne conosciamo, che dopo c'è una settimana che studio queste robe qua e tu giuro saresti allucinato. Neanche che abbiamo all'incirca nel mercato un 150 tipi diversi che puoi reperire, ma dopo in giro per il mondo che ne è molti di più. Adesso cominci a arrivarne anche a quelli dall'Asia, il cavolo cinese, i pak choi che adesso va tanto, Sì. anche che poi Sì, ho visto già qui che metti in cartai con la plastichetta Sì, dentro sì. sopra. che ti conosco da una vita perché insomma mangiare roba orientale, quindi i pak choi conosco. Però che se cavolo nero, cavolo rapa, e cavoletto di Bruxelles, romanesco, E il fioiaro. cavolo fioraro, bravo, quello de Creasso, che è una roba completamente fuori dall'idea del cavolo, tra Certo. l'altro. E il cavolo il fiore, e il cappusso, e Aversa, e cavolo quello toscano, nero. E che c'è anche il broccolo bassanese. Il broccoletto del Bassan, che è una specialità. So per dire quanti so che trovi sa, nei botteghe. Ovvio non ti puoi tenere tutto, però che ne è tanto. Ma anche perché tutti no, cioè, no, ti apprezza e cerchi non conosce. cioè, non conosce appunto. Ti cerchi di tenere che i prodottini che fa occhio, che è bello, che è buono. Beh, a me il cavolo nero, come si chiama mangiarlo ultimamente, mi piace parecchio. Se è un cavolo risso, ma perché anche il cavolo risso, proprio risso in risso H, è completamente diverso. Che si chiama Cale, credo, una roba del genere, che ha un nome cavoi. Dopo che c'è una categoria di verdure, diciamo insomma, di ortaggi, che c'è più lassativi. Se tu hai uno che ti domanda cosa che potrei mangiare per andare del corpo, uno di questi sì, appunto anche i cavoi, quasi tutti. Anche il sego e l'esse. Bravo. Quelli ti fa andare de pien. Parlando solo di verdura o anche di frutta? Beh, verdura, sì, Verdura. sì, dei ortaggi senza frutta. Perché la frutta, se te ne mangi in quantità, te vede il corpo. Ha tanta fibra, quindi Mi direi anche delle belle verze. Delle belle verze. verze. Verze, cappuso soffregato. Verze soffregà, cappuso soffregà. Sorbetto con le verze. Sì. Sorbetto con le verze. Sì, anche una Bollicini tartare, di anche una verza. tartare delle verze. Dobbiamo fare, guarda. Te che capito dove voglio arrivare. Sì. Non ti indovineresti mai chi ha scritto che roba è. Allora, i spinassi è un'altra delle robe che non si immagina, ma è anche quei ricchi di fibre e quindi fanno andare del corpo, anche quei, aiuta parecchio. E cicorie, un'altra delle robe che aiuta, e insospettabilmente anche e tegoine, piene di fibre anche quei, proteine, fibre, e quei che te mangi, non a tutti, perché ho scoperto, ho fatto un piccolo sondaggio, non a tutti. A me per esempio sì. Ma cosa che ti domandate? Fai cagare e te goine. Esatto. Sì, no, Ma non nel senso che piace. Ah, ecco. Mi compagno carciofi sono una bomba atomica, per esempio. A me i carciofi. Mi carciofi. È una roba assolutamente. Anche cose e radici di soncino. Areola e soncino e coe. E coe. E coe bragaro. Aria. Come a che manetta. te mangi in fuori? Sì. Metto C'è tutta roba che mette in lavorazione l'ecocentro qua, in panza. Allora, faccio un piccolo quiz tanto per spezzare le domande che abbiamo fatto fino adesso, perché dopo mi dici magari sono massa cancaro che faccio domande difficili. Queste qua sono domande facili che si risponde con vero o falso. Prima domanda: e frague non è frutti, ma frutti aggregati, vero o falso? Vero. Vero? Vero. I frutti aggregati, è vero. E i semi par fora. Tutti i puntini che ti vedi della frague, i semini della frague, e i sementi par fora. E il pomodoro è legalmente una verdura. Falso. Sì, anche perché come ho detto prima. Che ho detto anche prima. Sì, falso. E infatti il Non può pomodoro essere diventato vero nel nel frattempo. È vero. So già va su. Esiste più di 7.000 varietà di pomi nel mondo. Vero? Falso. Vero. Che se 7.000 tipi di pomi fra incroci eccetera così, ma c'è tanti, veramente tanti. L'ananas cresce sugli alberi come noci di cocco. Falsissimo. Se sa tutti che è una pianta che cresce per terra. Sì. L'uomo del monte non si mia arrampicare che a volta vero. pa cavarlo, vero? Bravo, era la pubblicità dell'uomo del monte che andava ad esplicare i. E se da sui montagnoni a guardare la distesa di È ananas. l'uomo del monte, ma tira su la partera. Sì.
Gli cercava una fetea, una rodea di ananas, l'uomo del monte, gli infiator su 4 campagne. Sì. Quindi è stato anche un dritto forte perché una fettina te intui su 10 ettari. Non sai mai. Se te metti un pomo vicino a banana e a banana matura più in fretta, vero o falso? Vero. Falso. Vero, perché è a Non sei, mela, non sei kiwi che fa sta roba. può essere che lo faccia anche i Ed kiwi. è il pomo che fa maturare il kiwi. In sto senso mi usavo, sì. Sì, e il pomo fa maturare altri frutti perché rilascia etilene. Sto gas, diciamo così, che a contatto, diciamo qua, buccia di altri frutti e fa maturare più in fretta la frutta. Quindi i pomi messi insieme con gli altri frutti li fa maturare più in fretta. Anche la banana probabilmente. A parte quella che è verde, che mi capita delle volte, torni a casa che non te ne catti, e qui anche quelle verdi perché ti dici vabbè, tanto pavelle, insomma, dai, come che ci diceva prima. Una volta le carote gli era tutte viola. Vero. Vero. Dopo qui commercialmente i gas sessionati delle carote. I dice che sono stati i francesi a farle diventare arancioni in onore della famiglia Orange. Dopo non so se sia quella storia vera. Sì. Però hai detto così. Quelle leggende metropolitane che si racconta. Sì, che c'è anche un retroscena del tipo nobiliare, insomma, del tipo Ma che se carote, reale. che se carote veramente di tutti i colori, dal violaceo scuro al bianco e a pastinaca, se una carota a tutti gli Anche effetti. gialle, un po' più Gialle. rosse anche che se. Nei paesi germanici sta roba qua è molto più presente, qua da altri è raro, ma teccati confessione de carote multicolor da fare minestrone, da fare bollite, eccetera, e anche da mangiare crue. Se un fettin a pastinaca, se un fiantin a marogna da mangiare crua. Io ho lo stomaco. Sì, è bella, forte come gusto. Una anguria può contenere anche il 95% di acqua. Vero o falso? Vero. Vero. Vero, Sì. vero. E a scorsa dei pesche, dette anche perseghi, Mhm. vedo pesche, è così vellutata e peosetta per difendersi dai parassiti o dai insetti. Vero. Vero. Verissimo. E banane botanicamente se dei bacche. Vero. Potrebbe essere, sì, vero. Sì, assolutamente vero. È vero, e se dei bacche. Il peperoncino piccante più piccante al mondo si chiama pisello del diavolo. Falso. Non lo so. Falso, Falso? falso. E se il Carolina Reaper, Mm. che se è il più bastardo, diciamo così. Che so che a Sky, che non mi ricordo come si Carogna. chiama. E se È il Carogna, Carogna. è a Carogna dei peperoncini. E quiz numero 2. Qua c'è da indovinare è il prezzo, più o meno. Alchio e Sarese primizie, quando che arriva sul mercato. A quanto sei che viene fuori di solito? Ti conviene fare il mutuo in banca. Un occhio della testa, Un occhio della testa. come si suol dire. Un occhio della 12. testa. Ah, quanto 12, sei 15. alchio? Anche attorno ai 15 euro il chilo ti si beve mai. Quanto sei una cassea di zucchine? Quanto sei che sei una cassea al prezzo? Avevi altri che a comprare? In sta stagione qua, Che siamo fuori a stagione che siamo adesso. fuori stagione, sebbene che sia italiane, torno a 4 euro il chilo. 4 euro al chilo. Sì, sì, confermo. Che siamo. Non è poco, C'è tanto. Schifo. Quando è il frutto che vedi che ha i rincari più che si sbaglia in una maniera totale? Un giorno sei un prezzo, un giorno è altro, sei un altro prezzo. Quando è il frutto che subisse i rincari a bassi più frequentemente? Frutto o solo... Diciamo frutta e verdura, così. Attualmente in febbraio c'è le radici a Trevisan. Alza e sbassa. Fluttua. Frutto parecchio. Fluttua veramente, sì. Sì. Ti puoi cattare a 3 euro al chilo, Come anche a 1 euro. come anche a 1 euro. Sì. Beh, 3 euro al chilo se pare sa buon a me. E la regalà a chi scaglia? sì. La regalà, Ma a 1 veramente. euro al chilo? Quando sei che va a 1 euro al chilo che va anche a me? Quando che in è massa e te lo tira da Rio? Ah sì? Sì. Madonna, bisogna che stai attento quando che ne massa ora perché mi so ghiotto. Telefono. Facciamo un fiat conto. Un cliente compra 3 kg di naranze. Sì. Occhio, memorizzare. 3 kg di naranze e se a 1,80 euro al chilo e ti dà 10 euro. Quanto che hai detto del resto? 4 e qualcosa. È qualcosa. Sì. Che do in Rio una branchetta del Baglimi.
cospicua, sì e bagli. Fa conto tondo che da un anasso. Furbi. Ma questa qua non c'entra niente, ma è Anguria più grande che vive in due. Quanto grande ieri? Vi ricordate? Torno i 3 da Sechi più o meno. 3 desechide Sì. Anguria. Sì, anche a me qualcosa del genere, sì. Vi capita mai qualcuno che vi dice amico la mette in posto una che sta dentro sua seccia? Perché c'è ancora chi che mette Anguria in posto, Pochi, Pochi, me ne si chi che capita posso. pochi. Picchiati mi fa. Mi ha tolto tutta, ma tagliami anche in 8 perché sennò non mi sta in frigo. Esatto. E mi invece un mio vicino di casa vuoi a far costruire una rosta nuova davanti a casa per buttare dentro l'anguria, ma il comune che tira su un po' di nose. Giustamente. Ma tenerli in fresca? Sì. Sì. Beh, in montagna dopo farlo ti amoi in torrente di solito, però... E se aveva anche accordato a tararla d'inverno, perché naturalmente dove che non vedi una rosta te gli metti una, puoi provocare qualche sorpresa, no? E invece niente da fare. Terzo quiz, vediamo, vi faccio delle descrizioni poetiche per capire le cose che siamo di parlare, vi altri dovete indovinarmi. Allora, Sentiamo questo. go a scorza dura, i semi rossi e porto fortuna a Capodanno. Melograno. È il melograno. Para un pomo e te liga a lingua se so cruo. Il caco. Con questo liga Non ne altri. non ne altri. È lui. Questo qua è un via fatica, però prima ho città. Asiatico, spusso fuori da modo, ma con un gusto paradisiaco. Il Daikon. No. No, è Daikos una raisa è giapponese. la Daitan. Daitan Cos'è? 3. Vutus. È il durian. Il Ecco durian. là. Durian. Daitan. È brutto anche da vedere, tra l'altro, è grande, proprio un frutto, però se puoi mangiarlo anche a cotto, fa i bistecche del durian, vabbè. È particolare e non lo vende nessuno perché ovviamente qua non è un frutto che si mangia. E Non ti è- impesta a bottega. No, sì, penso che anche... No, quando lo tagli spuzza. Spuzza veramente da merda. Se vede che non il durian tanto. No, durian neanche tanto. Probabilmente. Allora, questo qua. Paro un piccolo vovetto arancione e se mangia anche a scorza. E se piccolo come un vovetto. Il Miyagawa. Eh? Il Miyagawa. No. Il mia lychee. arancione. Cos'è arancione? Mikawa. Mikawa. che cazzo. Il mio kawa è verde. È verde? È il kumquat. Bravo. Kumquat, È il il kumquat. È il che si è Ma- detto anche... mandarin cinese. Mandarin cinese, esatto. Che frutto sì che si adopera per fare la mostarda mantovana? Fatica a capirlo, Peri sicuramente. Bravo. Pomi Pomi di quai però, e qui cotoni. bravissimi. Peri e pomi cotogni. Andata da Dio, sì bravi. Grazie. Preparati. Nobie. 8 e mezzo, perché capi saltare il durian. esatto. Non sfugge niente. I clienti. Parliamo di una categoria di quella... Perché abbiamo parlato di frutta, di verdura, di ortaggi, di Certo. bottega, di marca generali, ma parliamo anche di una roba importante per chi che vende. È il cliente. Il cliente è da coccoare, come abbiamo capito, perché... Certo. Guarda, la frase che hai detto prima mi ricorderò finché vivo, perché avuto... Lesinare sotto lesinare salute. sotto salute. No, No. che roba è, bisogna tenerla conto. E a frutta e verdura sono importantissime per la salute. Quindi il cliente va tratta bene e anche a consigliare. Certo. Che se quello che invece non vuoi farsi consigliare, voglio proprio quello e non sta a rompere i coglioni. Giocati sempre quello. Certo. Non manca. Come Allora, lo tratti tu quello? Esattamente come che il vuoi, oppure te cerchi comunque Semplicemente se il vuoi queo, mica do queo, ma che non stai a gnansia dopo. bravo, te vuoi quello te dà. E viene fuori da quel ceppo di persone che ha inventato che ha regola che il cliente ha sempre ragione. Siete qui, Esatto. Sapete quante volte che se fuori su sto podcast sta frase il cliente ha sempre ragione? immagino. Tante. Ma non è vero, il cliente non ha sempre ragione. Se te rompi i coglioni non ti hai ragione, perché rompere i coglioni non va bene. Se ti si dio lavorare e mi sono io qua per farmi anche servire, se è vero, ma non conviene da rompere i coglioni. No, quello non va bene. È il paradosso è che purtroppo sto rompiscato del cliente che abbiamo appena descritto, a fine se vogliamo in proporzione se becca anche di più del cliente valido. Perché? Perché ha il potenziale distruttivo. Cosa intendo dire? Che prima roba l'è cocciuto, quindi non ti ascolta, non guarda i consigli che te dà, quindi il fa di testa sua. Magari si ritrova a non essere soddisfatto proprio perché il questo imporre a sua ignoranza, e dopo a fine cosa succede? Se deluso
per colpa sua, e va anche a dire che ti te sia che non ti stronzo. sa fare il tuo lavoro, Parla mai, parla mai e magari te E te metti in cattiva ti luce. preclude una parte del lavoro, perché quello che magari invece potrebbe essere incuriosito dice no, le beton qua ha detto che questo non mi sa niente. E dopo che sei anche che altra categoria di clienti, quei che vuoi farsi consigliare, quei che spetta il consiglio, quello che è il cliente d'oro. Sì. quello che vuoi dire, dimmi ti che te sei. Dimmi ti, come vai a cucinare sto cavolo qua? Come se che fai snettare i ciocchi? Come se che secondo te come faria? E là se gusto anche a parlare con la gente. Procurami quel prodotto là perché devo fare bella figura con che ricetta in mente. Là c'è proprio Perché soddisfazione. c'è benzina sul fuoco che dico a me. Sì. Sì. C'è proprio benzina sul fuoco. Che sei il cliente che fa il simpatico e quello che ti fa perdere la pazienza. Non sei mai capitato di perdere la pazienza? Alla grande. Coi cinesi. Davvero? Loro hanno una cultura diversa nell'andare a comprare la frutta e la verdura. Loro gli piace frugnare, loro frugna tutte le casse, frugna tutte le robe. Chi va sul mercato a frugnare. Sì. O in altri Là te puoi contesti, frugnare quando te vuoi, te gatto di ma non che se verso. Loro ti puoi sciaffonare anche le mani? Niente. No. I senati per sgarbeare, continuare, frugnare, guarda, tocca, Quello ti fa palpa. perdere la pazienza, capisco che sì. Dove che tutti dopo andare a comprare la roba che dite che tocca non va bene, insomma, dai. Che se ancora chi che domanda, ma se io biologico questo? O se passa di moda sta roba? Moda perché che se i periodi anche su che roba è. Biologico o no, ognuno fa le scelte che vuoi, per carità. C'è chi che ti chiede, mi procuri che il prodotto bio, tiento il bio, prima di versare, mi si arriva parecchie telefonate, ma tegneretto anche a prodotti biologici, che c'è chi, però ho visto che non ho avuto un riscontro esagerato, piuttosto ti fai più bella figura a dire, guarda, è un prodotto che mi era dato il contadino da Resana. E loro dicono, se sei del contadino meglio ancora, non importa che sia marchio bio o no bio, è manco per clientela che ho. Certo, sì. Si preoccupa più per l'origine del Si prodotto. preoccupa più dell'origine che ti di state che dici te do i pomodori del cavallino tre porti. È una roba d'oro. Sì, beh, se te che è un prodotto che è tipico della zona, te che è tipo il cavo e fioraro, viene Certo. da Creasso. Cioè da là. Certo. Non ti puoi pensare che venga da Cavain. È ovvio che i castraure può anche essere che ne si fate a Sant'Erasmo, per carità. Però è meglio, quelli di Sant'Erasmo è meglio, voglio dire. I carciofini a Sant'Erasmo. Sì. Mitici. Che se dopo che sei clienti, anche che sei magari in difficoltà, vi altri magari in notè, che sei gente di una certa età, che va a comprare a roba, eccetera, e ti domanda e porzioni piccole per sparagnare, eccetera, così. Te che assi qualcosa, te viene da dire, te dà una mano, dai, non sta a preoccupare. E ora parte tutto dal fatto che tanti ti fa tenerezza, chi ti dice dammi poco perché so da solo. Ecco, anche quello. Qui ha una certa età e ti cava il cuore veramente. Che io faccia per sparagnare, No. non vedo sta tra virgolette malignità qua da dire spendo manco, ok? Io Sei davvero da soli? Sei davvero da soli e tanti non gli fa portare i apie, non gli fa portare il sacco di patate, non gli fa portare a borsa col chilo di naranze. E ora te che dici, guarda, ti porto a casa mia roba. Vai tranquillo. Vai tranquillo, te fa consegna, te la fai stravolentieri. E ora là sei più sciolti e anche se te che dai il chilo di più di roba non stai a guardare. Anzi, Sì. sa che Sei contenti? si cava via un pensiero. Vi altri fasio e composizione tipo a piramide e naranze, che robe che si facevano negli anni 80 dentro in bottega, che robe a... Perché che c'è sempre quello che arriva col boccia che te cava e a naranza da sotto e fa croiare tutto dopo. Che se mai successo? È iconica sta immagine. Sì. Hai tosati, non sta fermi, cosa tu fai? Allora, esteticamente rimane ancora molto bello perché se puoi abbinare colori, se puoi abbinare forme e quindi è molto bello esteticamente.
però appunto un po' paligene, un po' anche poi i piccoli inconvenienti che può succedere. Ecco, io personalmente ho fatto una volta per gioco più che altro, per gioco, perché se aveva sta partita di uva matura, pronta per essere venduta, non poteva aspettare 2 giorni, e quindi ho detto come faccio a spingerla, il prezzo che era già bla 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 bla, e ho fatto una piramide come che te dici te, usando dei come si può dire, dei ammortizzatori che usa dentro delle casse, che è tipo delle La spugne, spugna. naturalmente lavorando in modo leggero, senza che si struccasse, senza far mostro, senza far vin. Mi sono stupito, sarà stata una combinazione, sarà stata la bontà dell'uva, sarà stata una serie di robe, ma è andata via in un attimo. Perché è bello da vedere e anche ti attira gli occhi. Colpiva molto. Te veniva voglia un po' in stile roman, così chi cava sto graspo da visea, chi si lo spara in bocca, ecco. Te veniva voglia di metterlo su e l'hai messo dentro il cesteo. Qui che Ravana dentro sui cassè che piace, Sì. che non credo che sia solo cinesi, ma che sia ancora chi che vuoi toccare con man. Sì, Ghinè, perché se te me dai roba che si guasta, se te me dai roba che non va bene, non voglio essere sicuro che sia tutto a posto. Che ne sei ancora? Perché magari vi sei abituati, forse anche da vecchia gestione, da supermercato, che quello sì. che rovina tanto. Ma che se di frutti di roba che non si può toccare, tipo i fighi, non te puoi mettere mani struccali, Che taglio idee. te taglio le mani, beh, capito? Se puoi frutti palponarli, di guida. bosco. Non puoi palponare certa roba. E pesche noci anche. Se dura ancora, ma... E se qua sta guardando, Sì, l'uva. Chi se là che i passa e te stacca e quello che vuoi assaiare esiste Esiste? ancora? Esiste Sì. ancora? Ti domanda posso? Oppure adesso che se scommisciare le prime fragole, dice là, ma fragole, ma qua, ma cerca che ne è una magna, dimmi se non è buone. Per lei se tu cerca. Ma a parte tutto che abbiamo da dire no altri, se puoi toccare sulla cassa. Sì. No, che mi vedo delle volte al supermercato, vedo gente che passa e mangia tutto. Nessuno gli guarda. Dai graspi di uva che mangia 4-5 graneo. Perché? Perché chi che passa e mangia, capito? E ti viene voglia a comprarla quella. No, se ovviamente invendibile è una roba che te che manca i grani, ti vedi che stai staccando. È tutta perdita. Sì, ma al supermercato non puoi avere 10 persone magari che vadrio, qui che mette fuori la roba, perché potete che a pesarte ovviamente. E succede, specie dove che se casini, gente che passa a flotte, tipo l'ando, per capire che hai reparti di frutta e verdura grandi e se chi che mangia. Mi vedo che gli muove a bocca. E non solo frutta e verdura, perché insomma sotto le scansie attaccati sempre cracker verto e il succo anche bevuto. yogurt ho visto mi. Vabbè, Yogurt c'è bevuto. Ma te pare? forse sarà i tempi che lo impone, chi lo sa. Ma non lo so, vabbè. Mi pare un petit massa esagerato. Siamo arrivati alla fine, quindi ultima roba. Ultima roba è ultimo soghetto, ultima rubrica sparagnare. Si parla di prodotti freschi, si parla di prodotti che a volte dei tempi di deterioramento, di maturazione veloce, e quindi delle volte non ti sai cosa fate né di certa roba. Go a comprare una cassea di perseghi o di noci pesca, mi diciamo desperseghe in noci pesca. Sì. E se anche a altri? Sì. Perseghi e desperseghe. Sì. Perseghi e perseghe. Perseghe o desperseghe, vabbè. Anche degli altri, desperseghe e perseghi. Ok. E andiamo a comprare una cassea che ha messo in garaie, mi so desmentegare, arrivo in garaie e ha fatta che non so cosa si può fare con una cassea di perseghi. A parte la marmeata, là te voglio. Cosa femo con una cassea di perseghi o desperseghi? Perché maturi. Te puoi fare un buonissimo succo di frutta. Ecco. L'estrattore, te estrai tutto. Se dopo che te lo fai avanti sera, una giosetta di vodka dentro e te fai la serata. Te svodina anguria, te butti a roba, vodka dentro, giasso e te saluto. Te hai fatto bingo. Questo è un'ottima scelta, come diría qualcuno. Vi ringrazio ragazzi, è stato istruttivo, posso dire istruttivo e utile, perché credo che chi che da cogliere coglie.
E che altri, sai cosa che ti dico? Che altri se ciava. Te potevi dirla meglio, no, perché se ne ha colto vuol dire che non era ora. Anche perché non parlando era il loro frutto. del frutta dei ortaggi, o te cogli o te stelai e te fai a fame, giusto? Quindi Giustamente. cogliamo. Giustamente. Vi ringrazio Andrea, Thomas. Grazie a te, Ringraziamo Erman. anche al nuovo portico che ne ha ospitato stasera. Siamo a Ramon di Loria, Treviso. Se vuoi fare un passaggio qua che si de strada, per me bevevo sprisse e anche un caffettino solo magari se uno passa. E vi ringrazio. Alla prossima. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, è stato un Erman, grande è stato piacere. un enorme piacere. Vi invito tutti quanti a mettere, come al solito, visto che sei un prodotto digitale, un mi piace, stelline dove che sei stelline, a campanella dove che sei a mettere il deo. Iscriviti se che sei da iscriversi, fai tutto quello che vuoi. Se non vuoi fare niente va bene lo stesso, perché tanto la prossima puntata arriva comunque. Bene, bene. Anche senza sponsor. Struccare. Dai che ragazzi, a tutta manetta. Ah, che aria. Piccola prova microfono 1 2 3 a me destra, a sinistra, che avevamo. Andrea, barba del frate, agretti, barba del frate. Allora, microfono lo tieni così, a sto Così? livello qua. Sì, perché è già passato questo punto qua davanti. Non qua. è una Sì. bella maniera di Te tenerlo. che è proprio da toccare a spugna quei lavari. Così? Sì, esatto. La stessa roba. Siamo assicurati per herpes. Tutto tutto quello che sei ciapabi e te lo ciapi. A spugna e a lavo una volta ogni 12 anni. Bene. Bene, vi ho già dato 3 le cae. Lega, vai tranquillo. Non succede niente. Al limite da mori. Alla mia destra chi c'è che avevamo? Miso Thomas. A spugna sada baccaia. Sa vaga. Sada baccaia, che buon. Bella. Hai detto una sa? Sì, senti che Sa proprio buona. da- Sì. Bella. Dici, fighe! Thomas. Donne, che molto Trevisan, che buon che l'è. Venghino questa parte signori, gli ultimi biglietti li facciamo a metà prezzo.